Grazie Presidente, allora buonasera a tutti, è bellissimo vedere il centro storico e le rive del Sile sempre piene di tanti esolani, tanti bambini e tante famiglie, come nella migliore tradizione del Pan e Vin, che è un momento importante per questa parte del territorio, per questa parte d'Italia, perché ci ricorda le nostre origini montanine di cui andiamo molto fieri e che ci permettono di avere le radici molto salde al suolo e di guardare al futuro, al 2025 con speranza e con serenità. Ringrazio tutte le persone ovviamente che si sono adoperate anche per questa edizione di Pan e Vin, chi ha lavorato materialmente, quindi ringrazio i ragazzi degli Esolo Rugby che sono al lavoro da ieri, vi chiedo un grande applauso per loro. Un ringraziamento alla Proloco che ha curato tutta l'organizzazione, perché ovviamente oltre al Pan e Vin c'è anche il momento più atteso dai bambini, quindi il dono delle calze che poi avverrà dall'altra parte del Sile su via Natalio Sauro, ma ringrazio anche tutte le persone che ci permettono di poter effettuare il Pan e Vin in sicurezza, quindi grazie alla Protezione Civile, grazie ai Vigili del Fuoco che ci hanno offerto la loro assistenza, quindi l'importante è fare un Pan e Vin di gioia e serenità e di farlo ovviamente in sicurezza. Quindi grazie davvero a tutti per la vostra presenza, davvero numerosa, grazie a chi guarda dal Sile e chi guarda anche dall'altro, poi andiamo Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su questo fuoco, sul nostro paese, su tutte le nostre famiglie, su voi tutti e che rimanga sempre. Buona festa a tutti. Guarda Gianmarco. Adesso poco. Sì. Che fanno vedere la fiammata grande. Guarda. Hai visto? E non ho da poco, non sbagliato. Da poco. Quanto è di Grazie all'amministrazione comunale. Non sto facendo, ma quindi per favore filmando. Guarda che fiammata. Un grande ringraziamento ancora ai ragazzi degli Esolo Un ringraziamento alla storica Pessano, Giorgio Frigiero, mi raccomando, poi
Ringraziamo la Proloco di Jesolo che ogni anno si adopera per questo magnifico evento, il nostro presidente Alberto Vecchia. Proloco di Jesolo, poi adesso ringrazieremo ancora tutti quelli che hanno collaborato. Fallo bene la partita. Rinnovo i ringraziamenti a tutte le equip che ci hanno permesso di